ci aspetta? Qual è il prossimo futuro della lotta ai tumori in senso lato e in particolare nel gastroenterico? Io credo che la strategia del bersaglio molecolare, che per alcune patologie ha rappresentato la svolta epocale, penso ad esempio al tumore del polmone, in realtà nei tumori gastroenterici sì, lo è stato, ma veramente in nicchie molto selezionate, e nel futuro questi pazienti avranno sempre più un trattamento diverso da tutti gli altri, quindi un filone di ricerca è questo, continuerà ad esserlo, sfruttare il driver molecolare, quindi il target in più linee di trattamento ed ottimizzare questa strategia al massimo. Ma l'altra grande sfida è l'immunoterapia, che nei tumori gastroenterici, in particolare nel colon, è veramente oggi appannaggio di una nicchia molto limitata, in cui dà risultati sensazionali, ma è una nicchia del 5% dei pazienti metastatici. Quindi le grandi sfide secondo me sono rendere i tumori freddi caldi, quindi vedere se riusciamo a rendere l'immunoterapia una strategia vincente anche nella stragrande maggioranza dei pazienti con tumore del colon, e ottimizzare il trattamento adiuvante. Stiamo continuando a fare una chemioterapia di media intensità a tutti i pazienti, questo ha portato a un risultato molto positivo rispetto a quando questa chemioterapia non si faceva, ma ora grazie alla biopsia liquida è il momento di selezionare i pazienti da trattare e a loro offrire il massimo possibile sulla base delle loro caratteristiche.